Buongiorno Renzo. Buongiorno professor. Il professor Maggi è sempre divertente. No, perché poi mi piace, perché quando ci telefoniamo, professor Maggi, dottor Renzo, come stai? Andiamo avanti dai 3 quarti d'ora a autocelebrarci. Sì. Perché siamo vanitosi, fondamentalmente. La vanità è una di quelle cose che muove il mondo, però. Sì, però questa è una delle cose a cui induce il mezzo con il quale ci È vero, stiamo perché confrontando adesso. Siamo vanitosi e vanesi. Molto. No, vanesi, un po'. Dai. Non dica questo. Un po'. Non dica questo. Il vanesi è uno che non ha testa, noi la testa anche molto grossa. E anche scoperta. Ha perso qualche capello Vabbè. negli anni. Allora, professor Maggi, cosa ci racconta oggi? Lei che è un attento osservatore del suo, dico suo, perché se lo sente suo, del suo meraviglioso basso polesine. Allora, gioco di sponda. Da una parte c'è stata l'emergenza in Romagna e purtroppo gli allagamenti e le alluvioni in Romagna, abbiamo visto quanti danni hanno fatto. Mamma. E quanto è stato bravo il popolo romagnolo già a risollevarsi, perché poi dopo non è che si possa fare un luogo comune, però l'italiano in generale riesce a tirarsi sulle maniche e reagire. Noi siamo forti, secondo me, nelle emergenze non ci batte nessuno. E nell'ordinario che abbiamo qualche Questa è una tragica verità che bisognerebbe, lo spirito dell'italiano dovrebbe cambiare su sta Noi siamo roba. straordinari quando capita. È capitato purtroppo in Romagna e io tra l'altro sentivo i responsabili del consorzio di bonifica Adige Pod, ci dicevano che nello stesso periodo che c'è stata il brutto tempo, dove passa questo scooter, cos'è? Una lambretta? Quella lì è una vecchia lambretta. Che fa molto baccano però. Molto baccano, aveva anche un motore che quando c'erano allora aveva un motore che chiamavano cattivo, cioè rispetto alla Vespa che era moderata, la lambretta innocenti. Quindi la Vespa era democristiana e la lambretta era comunista. No, metà socialista. Vabbè. Allora mi diceva il responsabile del consorzio di bonifica di Gepop che ha piovuto nello stesso periodo tanta acqua anche nel nostro Polesine, però non ha fatto i danni che ha fatto. È vero che faccio una serie di rumori che tosti, siamo effettivamente vicino alla provinciale. Siamo vicino alla provinciale, però vedete, questo è la verità, il bello della diretta e comunque questa è l'economia della provincia di Rovigo, molto agricola, per cui passa anche molto rumoroso tra l'altro. Sì, decibel. Allora faccio ancora un riassunto, praticamente ci hanno detto che ha piovuto tanto uguale da noi, però da noi non ha fatto danni. Perché? Perché hanno detto che sono riusciti, naturalmente però da mod sua, hanno fatto una stima di quello che è riuscito a fare il consorzio, che ha previsto e prevenuto i danni che ci sono stati in Romagna, ricordando però che in Romagna ci sono anche gli Appennini, quindi il problema è venuto fuori dai fiumi che hanno straripato o tracimato, che venivano dall'Appennino, ma questa è un'altra storia. Però visto che si parlava... Complimenti per la sua onestà intellettuale, perché il problema degli Appennini è che sono proprio attaccati al mare e i fiumi sono torrenti molto corti, dove il carattere torrentizio quando si riempiono non ha la placidità delle nostre. Però visto che prevenire è meglio che curare, perché non si previene? E in tutti i paesi, tu mi citavi Rovigo in particolare, le caritoie sono tutte si nascono veramente gli alberi. Ha ragione, perché se ne nascono dei mesi. Lei ha perfettamente ragione. Se, cosa che probabilmente possono fare già appena arriva lo sprizzetto, mi rivolgo in particolare a Rovigo, che essendo la mia città ne posso parlare con condizioni di causa. Gran parte dei tombini, le caditoie, sono piene di terra. L'ASM li deve pulire, altrimenti alla prima cosiddetta bomba d'acqua 20 centimetri d'acqua nelle case, e dice ma perché? Perché no? Tra l'altro quella lì è una cosa che possono fare le autorità pubbliche locali, non è bisogno, e poi non incidi. Permessi da Roma, e poi non incidi con il tempo, cioè voglio dire, si dice
diceva una volta Domini Dio può governare il tempo, ma noi no, e quindi è una delle manutenzioni indispensabili. Guardate di fronte a casa vostra o nelle vicinanze di casa vostra se i tombini sono puliti, e se non sono puliti telefonate alla SM dicendogli venite a pulirli. Però sai cosa? Io un giorno ero con te a Lendinara, eravamo con il sindaco Viaro e mi ha fatto veramente impressione che è passato davanti a una casa, gli ha detto va qua che schifo, e ha strappato l'erba. Ha strappato l'erba. Non è che i nostri sindaci molto spesso si trincerano dentro negli uffici e non conoscono i loro paesi? Sì, questo spesso, però non è il caso di Viaro, per esempio. Viaro l'abbiamo celebrato perché è uno, effettivamente io sono rimasto stupito, caspita, che farà sto sindaco qua. Beh, onestamente non so neanche di che sponda è, quindi non stiamo facendo un'apologia Viaro è un noto esponente politico del centrodestra, ma anche sindaci del centro-sinistra sono bravissimi. Il sindaco di Polesella, per esempio, Raito. Guarda, per come, questo riguarda i sindaci delle medie e grandi città, perché per come li conosco i sindaci della nostra, soprattutto della nostra provincia, i comuni sono talmente piccoli che loro conoscono le cose, è che a volte non hanno la struttura tecnica che li sostiene e la struttura e l'aspetto numismatico finanziario ma pensa che ci sono sindaci che guidano il pulmino, loro guidano il pulmino perché non hanno. Ecco, il problema della nostra provincia è che ci sono tanti comuni piccoli che andrebbero fusi per fare una massa critica positiva. Siamo venuti fuori da votazioni amministrative un mese fa circa. Sì. E hanno premiato, secondo me, i sindaci o gli aspiranti sindaci che sono in mezzo alla gente e hanno un pochino bastonato quelli che tecnicamente preparatissimi, non voglio fare nomi però tu mi hai capito, però non avevano quel legame empatico con la popolazione, certo. E quindi la Caritoia è un discorso di empatia, di girare per il paese, di vedere cosa succede, di richiamare, non so, il proprietario di una casa perché c'è l'erba alta. Se lei mi vuol dire che il comune di Rovigo ha le caditoie tutte perché probabilmente gli amministratori non sono molto vicini ai cittadini, lei dice la verità. Ecco, quindi in ogni caso, visto che il nostro sprizzetto è anche pedagogico, sappiate che è un consiglio che vi diamo. Lei è insuperabile. Sprizzetto pedagogico, allo sprizzetto pedagogico. Vabbè, e tutti i sindaci che una buona giornata a comincino tutti. A muoversi, parla con la gente. Forza sindaci. Forza sindaci. Tra l'altro è fatica fare il sindaco. Mamma mia. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.